Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la sanità. Negli ambulatori ULSS 4 di terapia antalgica da settembre sarà possibile effettuare anche le radiofrequenze lombari, un nuovo trattamento che si esegue in giornata e che ha portato ad ottimi risultati nei centri di eccellenza in cui viene attualmente impiegato. Per accedere alla terapia antalgica basta rivolgersi al proprio medico di famiglia che prescriverà la prima visita del dolore. Il personale dell'ULSS 4 prenderà in carico il paziente, stabilirà il suo livello di dolore in una scala da 0 a 10 e fisserà le terapie possibili per eliminare o, quando non possibile, ridurre il dolore ad un livello compatibile con una discreta qualità di vita. Passiamo alla cronaca. Nell'anniversario della tragedia mineraria di Bois du Cazier a Marcinelle, l'8 agosto 1956 è divenuta giornata dedicata al lavoro italiano nel mondo. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda i corregionali che insieme ad altri 136 italiani persero la vita e dichiara: un monito a non dimenticare tutta la storia della nostra emigrazione, ma anche un monito per i nostri giorni, nei quali tanti, troppi lavoratori perdono ancora la vita per guadagnarsi la vivere. Onorare i caduti di Marcinelle vuol dire anche impegnarsi per garantire sempre maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché nessuno debba più rischiare la vita nell'assicurare una vita dignitosa alla sua famiglia. Cambiamo decisamente argomento. Jesolo è pronta ad accogliere la sua nuova stella. Domani la città intitolerà un tratto del suo arenile a Tania Cagnotto, protagonista dell'edizione 2023 del Lungomare delle Stelle, organizzata dal Comune in collaborazione con Federconsorzi Arenili. Tania Cagnotto arriverà in piazza a bordo di una Cadillac d'epoca, dove sarà accolta dal sindaco e dallo spettacolo acrobatico in acqua del gruppo Stardust di Milano. Sul palco allestito andrà in scena il grande show attraverso l'immagine dei momenti salienti della carriera dell'ex tuffatrice, l'esibizione della giovane cantante Eleonora Lorenzato. In mezzo la scopertura ufficiale della targa e il calco delle mani sulla base di cemento. Parliamo ora di cultura. Equilibri è la prima fiera del libro a Venezia, promossa da Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo e dall'Associazione Culturale Venezia in Vita, con il patrocinio della Regione Veneto, e si terrà nelle giornate del 30 settembre e del 1 ottobre 2023. Le 2 giornate dedicate alla carta stampata ed inserite nella maratona di lettura Il Veneto Legge si svolgeranno in una cornice d'eccezione, i chiostri del convento di San Francesco della Vigna a Castello, e sarà un evento dedicato a editori, librerie venete indipendenti con sezioni dedicate, con interventi e novità editoriali, con autori e critici che nella settecentesca biblioteca del convento si confronteranno su temi inerenti all'editoria e alla scrittura. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.